Vese che il capità più indenante. Absalom, figlio di David, aveva una sur tan biele che mai, che aveva non Tamar. Amon, figlio di David, al pierde il ciaf da provdie. Amon al basilave tant che si immalà per via di sur Tamar, perché che era in vergine e Amon non c'aveva il mood per arrivare al suo intento. Ma Amon aveva un amico di nome Jonabad, figlio di Simea, frate di David, e Jonabad era un uomo, un grum furbo. E dice, se ti succede al po', figlio di re, che tu sei sogni di flap, perché non malconti tu? Amon gli risponde, hai perduto il ciaf da prov di Tamar, sur di mio frate Absalom. Allora Jonabad gli dice, buttati su un tugnet, fai finta di essere malato, e quando tu pari venirà acciattati, tu gli diseras, lascia che venga mesur Tamar a dammi di mangiare, e da radongi la bocciade sotto i miei voi, così o poi sviodi e o mangerai de soman. E così Amon si butta sul liet, fa in finta di essere malato. Il re alle acciattalo e Amon gli dice al re, lascia che mesur Tamar e vengi qui, e sotto i miei voi mi pronti un dos fritulis e io mi ristorerai de soman. David al mandato a Tamar al palazzo, vala di tuo frate Amon e dai dongi al di tirarlo su. Tamar le inciate di suo frate Amon, lui gli era tagliet. Ie eciolè la farina, la impastà e approntà un dos fritulis. Poi eciolè la padiele e le stronciate nan di lui, ma lui non voleva sapere dal mangiare. Disse all'Amon, fadei la fur duc di chi, e duc a Jessirin. Allora Amon gli disse a Tamar, portimi il piatto in ciamare, che puoi ristorarmi de toman. E Tamar eciolè gli fritulis che aveva fatto e gli esportò suo frate Amon te ciamare. Bel che gli presentava di mangiarli, lui le ciapai e disse, anin sur, duar con me. Ma gli risponde, no, fradigno, non sta già meglio loro, che non si fa così in Israele, non sta fa una robata del genere. Dove mai potrai io là con le mie vergogne intorno, e tutto sarà tanto un delinquente in Israele. Feveligi al re, sicuro non varrà lui a incontrare che io ho sedito. Ma lui non vonte sentire sonzi sorde, la ciapai e la doprà, e al dormì con gli. Da spo al mon, attaccato audeale cincifin, l'asse che aveva parie e era tan più grande dal ben che aveva voluto prima. Amon gli disse, Ieve su e vatid. Gli disse, no, fradigno, però mi via il farei fancemo pies che non il mal che tu mi hai fatto. Ma lui non vuole neanche ascoltare. Al calmai il famei che lo serviva e gli disse, pare fur che ste fantate, e si era la porta col clostri dopo che gli è sude. Gli aveva una tonia di che sfinis. E gli era che per vieri il vestito des figli del re non c'è maridadis. Il famei le butta fur e all'inclostrò la porta da urdie. Tamar e ciò le sue grampe di pulving e si butta sul ciaf e sbregà la toni lavorate che aveva intorsi e con gli smans sul ciaf si indì le petan berlis di lung vie. Suo frate Absalom gli disse, non var mico per caso stato frate a non con te? Per come non sta di noi, dopo tutto è le tuo frati e non tu has ciappati le apette. Tamar resta abbandonata in ciade di suo frate Absalom. Quando il re David al venire a sapere tutte queste storie, si inrabbiò a morte, ma non voleva fare del male a Sofia Amon, che lo portava per cercare il principe. Absalom non faceva le altre Amon, per via che Absalom aveva in asse Amon in merito che aveva doprato sur Tamar. E ho detto che storia si fa meis. 2 anni dopo, Absalom, mediante che aveva il tosador Sabal Cazor, donge di Efraim, all'invitato tutti i figli del re. Absalom si presentò al re e gli disse, ve, il tuo famei è l'ai tosador, il re e i 6 graduati che si indegni di venire col tuo famei. Il re rispondeva a Absalom, ma via po, figlio, non può nemico venire duce pesati sui tuoi spalli. Absalom al contendè, ma il re gli disse di no e gli licenzia di là. Absalom al zontà, lascia manco che venga con noi, mio frate Amon, disse il re, e perché mai vorresti di venire con te? Ma Absalom non molà, e così David al lascià partì con lui Amon e tutti i figli del re. Absalom al preparà un gustato di re, e ordè chi stordina ai 6 famei. Stai attenti, quando che il cur di Amon al sarà diventato liser col vin, io os diserai, ma sai Amon, e vedi di farlo fur, non stai a avere nessuna pore di sorte, non so io che sarei ordinato, fadesi il cur fuart e mostraisi gaiards. I famei di Absalom a fare con Amon come che aveva ordinato Absalom. Allora tutti i figli del re a petare in su, a montare ognuno sul suo mul e a schiampare. A ieri in moppe strade che arrivava David che stegnove.
A Salon all'ammassat 12 figli del re e non era stato un di numero. Il re allieva su, si sbrigà i vestiti e si buttò a partire. Tutti i ufficiali erano in piedi torno di lui, cui vestiti sbregati anche loro. Ma Jonabad, figlio di Simea, frate di David, al fevela così. Il mio parón non l'ha di contindi che anche pas 12 giovani, i figli del re, perché alle morte dome Amon. A Salon si era ripromettuto di che Amon i aveva fatti smalegrarsi a suo surto Tamar. Come il re, mio parón, non l'ha di taccafila che 12 figli del re sono perisi, poi no, alle morte dome Amon. E a Salon alle fuite. Il giovane, cavaliere di Vuaite, alzanti i voi, al viode un sdrumedin che arrivava sulle strade di Bacurim. La Vuaite veniva a dire al re, o hai veduto in che veniva da strade di Bacurim sul flanco del monte. Allora Jonabad gli disse al re, a sono i figli del re che stanno arrivando, alle proprie come che l'ha detto il tuo famiglia. Non aveva di bot neanche finito di fevelà, che arrivarono i figli del re e si metterono a petà berli se avai. Anche il re e duci graduati a berlare. A Salon all'era scampato lì di Talamai, figlio di Amiut, re di Gesur. Il re, per un lavoro di tempo, fa decorot per Sofì. A Salon gli era scampato e gli era relato a Gesur e al restà 20 là 3 anni. Il spirito del re ha cessato di invelenarsi quinti di Salon perché gli era da ormai consolato di morte di Amon.